Amici della Pallacanestro Veneta, benvenuti e grazie di esservi sintonizzati con noi perché oggi abbiamo da presentarvi un evento nuovo, un grande ritorno per il Comitato Regionale Veneto. Torna infatti un evento che mancava da un po' di anni, il Trofeo delle Province, ma vi spiegheremo di che novità si tratta e ce lo spiegheranno in prima persona il presidente del Comitato Regionale Fabio Crivellaro. Ciao Fabio. Buon pomeriggio a tutti. E il presidente del CNA Veneto, che avrà un bel po' da lavorare assieme al suo staff, Andrea Faraboschi. Buon pomeriggio a tutti. Naturalmente c'è tanta carne al fuoco, questa presentazione la vivremo in 2 tappe, oggi con la parte di spiegazione generale e fra qualche giorno invece con i nostri RTT Giulia Pegoraro per il femminile e Valerio Salvato per il maschile, che entreranno nello specifico di quello che andremo a vivere nel torneo. Però facciamo un passo indietro, Fabio, e quindi tua grande volontà assieme a quella del Consiglio regionale riportare il Trofeo delle Province in Veneto, anche se avrà un nuovo format, anche un nuovo nome, perché si chiamerà Trofeo verso il futuro. Esatto, il format sarà sicuramente una novità, che poi magari potremo anticipare qualcosa per poi lasciare a chi è più all'interno dell'aspetto tecnico i vari dettagli. Per prima cosa lasciatemi fare un ringraziamento comunque agli amici del Comitato Regionale Trentino e in particolare al Presidente Pedersoli, che in tutti questi anni ci hanno ospitato e hanno organizzato veramente in maniera egregia quello che è stato quello che è il torneo principale annuale per la nostra regione e per la loro. Quindi veramente un grazie di cuore per quello che hanno fatto fino all'anno scorso. Quest'anno per una serie di cose, insomma, avevamo la necessità di portare e di ritornare a fare l'evento presso la nostra regione e quindi abbiamo trovato la cornice, secondo il nostro punto di vista, ideale per poter organizzare al meglio il nostro evento, e quindi sarà Caorle, dove appunto ringraziamo anche il Comune per l'appoggio e il supporto per l'organizzazione del torneo. E quindi ecco, siamo contenti di partire di riportare a casa un torneo e con il fatto di riportarlo a casa anche con un nuovo format sicuramente innovativo e più funzionale a quello che sono gli aspetti degli ultimi anni. Quindi torneo che torna in Veneto e con naturalmente questa nuova formula che adesso andremo a scoprire, Andrea. Prima però, quando si farà questo torneo, ce lo sveli, mentre noi andremo anche mentre tu ce lo racconti, a vedere la copertina e il nuovo logo di questo evento. Bene, allora il torneo si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 di febbraio, quindi a breve. Quindi nel periodo carnevalizio, è un periodo dove i ragazzi sono a casa da scuola e quindi abbiamo scelto questo periodo proprio per concedere non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie di poter partecipare ed essere presenti nella location che è stata scelta, come ha anticipato prima il Presidente, che è Caorle. Il torneo, come detto prima, cambia nome, non è più Trofeo delle Province ma si chiama Progetto Verso il Futuro perché è un investimento che il Comitato regionale vuole fare su questi ragazzi e che sono proiettati naturalmente a migliorare ancora di più in futuro. Non è cambiata la formula nella fase iniziale e anzi approfitto anche per ringraziare tutti i comitati provinciali che hanno lavorato fino alla vigilia di questo evento per tutta l'attività di reclutamento e di formazione e di addestramento che è stata svolta. In sostanza sono stati impegnati circa 50 persone, atleti, no, ma non solo, anche dirigenti, diverse componenti, perché oltre al dirigente ci sono gli RTP, ci sono gli allenatori, i preparatori fisici, quindi una mole di persone importante, ha svolto allenamenti fino ad arrivare a definire quello che è un gruppo di ragazzi dai quali poi verranno scelti per formare le 6 squadre che andranno a partecipare a questo evento. E la differenza sostanziale è che non avremo più squadre divise per provincia, ma gli atleti e le atlete, quindi parliamo sia di
basket femminile che di basket maschile, saranno suddivisi in squadre da 11 giocatori o giocatrici che provengono da tutte le province. Saranno assemblati in modo diverso, e questo per rendere ancora più equilibrata la formula del torneo che si svolgerà in questi 3 giorni. Una formula, Fabio, che ricalca molto anche quelle che sono le ultime linee guida che sono arrivate da Roma e con cui, ad esempio, qui in Veneto abbiamo ospitato gli Academy Games femminili, proprio per concentrarci e concentrare sulla possibilità da dare a questi ragazzi e ragazze di potersi esprimere al di là di quello che poteva essere una volta anche la spinta di un risultato sportivo, la ricerca di un risultato sportivo finale. Sì, esatto, nel senso che è stata una conseguenza, diciamo, naturale di quello che è ormai prassi negli ultimi anni del settore squadre nazionali, sia maschile sia femminile, quindi non c'è più una territorialità, ma appunto ci sarà una divisione per competenza in modo tale da rendere anche le partite più competitive, più eque, e soprattutto un modo sicuramente di crescita maggiore per tutti i ragazzi che verranno coinvolti, che si troveranno appunto ad affrontare e a stare anche insieme, quindi è una duplice esperienza, no? Quindi fare conoscenza con altre persone e in più confrontarsi con i ragazzi della regione, insomma, delle vere e proprie partite per 3 giorni. 3 giorni di gare. Andrea, andremo a vedere adesso insieme a te anche come si svolgerà il torneo, quindi daremo anche delle anticipazioni dicendo che nelle prossime ore, se non già imminente all'uscita con questo video, arriverà anche il comunicato ufficiale che illustrerà alle società tutto come si svolgerà. Ricordiamo che il comunicato arriverà alle società di appartenenza delle giocatrici e dei giocatori che sono convocati, corretto? Esatto, questo comunicato arriverà entro 2 giorni, e nel comunicato naturalmente sono, come anticipato, indicati gli atleti e le atlete che sono convocati, ma anche lo staff, quindi i dirigenti, i preparatori fisici, gli allenatori, tutte le persone che faranno parte di questa manifestazione. Quindi scusa se ti interrompo, sì. Per le famiglie che hanno avuto gli atleti e le atlete che hanno fatto parte delle selezioni provinciali e che hanno fatto gli allenamenti in questo periodo, fate riferimento alle vostre società per sapere. Chiaramente noi poi pubblicheremo sul sito ufficiale e sui nostri canali social le convocazioni e il comunicato, però fate comunque sempre riferimento alla vostra società per sapere se vostro figlio o vostra figlia farà parte di questa esperienza. Esatto, esperienza che inizierà alle 9 di mattina di lunedì 16 con ritrovo a Caorle. Aggiungo anche che a questo torneo, che appunto è formato da 6 squadre che divise in 2 gironi con la formula di girone all'italiana, arriveranno a svolgere le finali la mattina del 18. Le finali si concluderanno con una manifestazione finale alle 13, quindi alle 13 finirà l'evento. Quello che è interessante sapere è che abbineremo, oltre alla parte giocata, anche degli allenamenti, quindi sin dalla mattina del giorno dell'arrivo, quindi alle 9, cominceremo a svolgere gli allenamenti presso le 2 palestre che saranno messi a disposizione. In realtà è come averne 3, perché la palestra principale, che è il Palamare, è suddivisa in 2 campi, e quindi sia le squadre rappresentative maschili che quelle femminili potranno, se non impegnate nella parte giocata, svolgere gli allenamenti secondo un programma che abbiamo già programmato. Indicazioni dal punto di vista tecnico e logistico le hai già date, quindi 2 ai campi da gioco, il Palamare di Caorle, che è insomma la casa anche della società che ringraziamo che ci ospiterà. Principalmente nei primi 2 giorni si gioca solo lì, correggimi se sbaglio, per le gare ufficiali, mentre la palestra Fermi, che vedete anche l'indirizzo, sarà la sede degli allenamenti per i primi 2 giorni, mentre per l'ultimo giorno, nella giornata di mercoledì, entrambe le palestre saranno sedi ufficiali di gioco, quindi si giocherà sia al Palamare che alla palestra Fermi di Caorle, in base poi a quelli che saranno i risultati che arriveranno dai campi nei giorni precedenti. Bellissimo, sarà anche una bella occasione, perché
il palazzetto è molto grande, c'è la possibilità di passare in pochi metri da un campo all'altro e quindi magari vedere una finale maschile, una finale femminile o comunque vedere impegnati tutti gli atleti. Sarà sicuramente una bellissima cornice che ci auguriamo sia più nutrita possibile e siamo sicuri che coinvolgerà anche molte famiglie. Naturalmente i ragazzi e le ragazze e lo staff saranno, Fabio, ospitati in 2 strutture ricettive che chiaramente sono già pronte, sono anche vicine, ci saranno tutta la logistica che è già stata improntata. Sicuramente è un grande evento che segue, per quanto riguarda il comitato regionale, l'Opening Night, quindi un'altra novità, diciamo, della tua presidenza. Sì, allora, non piace chiamarla mia, nel senso che è una cosa che come consiglio regionale ci teniamo e su cui stiamo puntando molto, no? Nel senso di fare delle attività sul nostro territorio e ritornare e soprattutto comunicare il più possibile con le società, anche per far sapere magari quelle tante attività che mensilmente la federazione svolge nel nostro territorio. Qui insomma abbiamo Andrea che sicuramente buona parte ne è protagonista, per rendere un po' di visibilità, insomma far vedere anche al di fuori quello che come consiglio regionale cerchiamo di fare, cerchiamo di portare avanti per migliorare la nostra pallacanestro. Quindi l'appuntamento per il prossimo grande evento del Comitato Regionale FIP Veneto è il 16, 17 e 18 febbraio a Caorle per il torneo trofeo. Adesso capiremo se lo chiameremo torneo o trofeo. È scritto torneo sulla maglietta. Okay. Torneo verso il futuro e naturalmente vi aspettiamo a Caorle, sia i genitori di chi giocherà ma anche chi vuole vivere 3 giorni di bella pallacanestro. Ricordiamo la categoria, se qualcuno non l'avesse chiara, l'Under 13, esatto, maschile e femminile, quindi guardiamo veramente al futuro con quelli che ci auguriamo possano essere i talenti della pallacanestro veneta e italiana del futuro. Prossimo appuntamento per quanto invece ci riguarda nello specifico sarà con i nostri RTT, quindi con Valerio Salvato e Giulia Pegoraro, maschile e femminile, che ci spiegheranno nello specifico come verranno strutturate le squadre e i criteri guida che hanno portato poi all'idea, alla realizzazione di questo evento. Io ringrazio Fabio Crivellaro per averci dedicato questo tempo prezioso per presentarci questo evento. Grazie. E Andrea Ferraboschi, che naturalmente poi vedremo sul campo e sempre in prima linea. Grazie Andrea. Grazie a te. Buona serata e buona continuazione a tutti.